Abbiamo scritto delle lettere, scritte di petto da me, al Presidente Giorgia Meloni, al Presidente della Repubblica Mattarella, al Procuratore Capo di Vicenza Luigi Bruno e al Dottor Nordio. Ad oggi però non abbiamo avuto alcuna risposta e questo silenzio da istituzioni così importanti fa ancora più riflettere. C'è anche il silenzio delle istituzioni a fare male. Quel silenzio che Giorgia Gatto, vedova di Andrea Soligo, il giovane elettricista di Vedelago morto sul lavoro il 5 gennaio 2022, sta cercando di rompere in ogni modo. Giorgia si batte per la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione disposta dal Tribunale di Vicenza su quella fatale caduta da una scala a Tezze sul Brenta. Nessuno ha mai preso in considerazione determinati aspetti che andavano invece per contro esaminati. Ci sono state delle lacune nel svolgere queste indagini un po' troppo evidenti. L'inchiesta ha portato alla luce elementi che possono sostenere tranquillamente un'accusa in giudizio. La scala non era vincolata, dovrebbe essere vincolata alle estremità. Se non viene vincolata una scala, c'è la norma della sicurezza che ci impone che una seconda persona la trattenga. La Confederazione Unitaria di Base di Vicenza ha promosso un incontro pubblico sulla morte di Andrea intitolato significativamente Sicurezza sul lavoro e mala giustizia. Noi siamo sempre puntuali davanti spesso anche alle aule di tribunale proprio per far capire anche a chi è là dentro che noi ci siamo e che noi contestiamo queste morti. La morte di Andrea Soligo non è certo un caso isolato. Le morti sul lavoro sono una drammatica piaga del Veneto. Secondo i sindacati, le leggi sulla sicurezza rimangono spesso sulla carta. Aveva 25 anni, era ancora giovane, però era abbastanza adulto perché con 2 bambini, insomma, è una famiglia da tirare avanti. Mio figlio era contento di andare a lavorare, gli piaceva, non ha mai avuto... Cioè, era sempre disponibile anche al sabato, magari se c'era qualcosa da fare, era un ragazzo disponibile.